credi in questo Dio grande e potente? Tu credi? Credi? É bello vedere quanto Dio fa dei miracoli e di azioni. E hoje staremo lavorando di una storia conosciuta, ma dei principi importanti in questa storia. La conquista della terra promessa, quando il popolo di Israele comincia ad entrare in una terra promessa, ma Dio ti lascia di là delle belle sfide e di grandi sfide. Chi fa parte di questa storia? Qual è il personaggio centrale adesso? Chi era il personaggio centrale nella conquista della terra promessa? Giosuè. Non era più Mosè. Mosè già era? Se n'è andato. Adesso Giosuè doveva conquistare una terra. Uno che ha camminato assieme a Mosè e adesso Dio lo prende, mette davanti al popolo. Staremo leggendo la storia un po' di questa conquista, ma soprattutto le caratteristiche per una conquista. Tutti noi desideriamo di avere delle grandi conquiste. Un ragazzo quando conquista una ragazza, no? O la ragazza quando conquista un ragazzo, no? Sembra che è arrivata alla fine ma non sa che cosa è il matrimonio, no? E dopo percepisce, E la Bibbia la vita e la Bibbia ci insegna che le conquiste fanno parte della nostra storia. Noi viviamo qua per fare delle conquiste. E leggiamo questa storia. Deuteronomio 34:9. Giosuè, figlio di Nun, fu, e qua vem una caratteristica che non possiamo mai dimenticare. Se Dio mi chiama per una conquista, c'è una caratteristica importante. Fu pieno dello spirito di sapienza, perché Mosè aveva imposto le mani sul suo capo, e i figli di Israele gli obbedirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. E adesso Giosuè, 1:1-9. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto. Perciò alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè. Dal deserto e dal Libano, che vedi là, sino al gran fiume, il fiume Eufrate. Tutto il paese degli Ittiti sino al Mar Grande, verso l'Occidente. Quello sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non. Questa promessa va bene per noi? Stupenda, no? Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te desviare alla destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua. Mi piace la promessa che Dio non mi abbandona, ma della mia bocca il libro della legge deve avere. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo quando? Giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese. Allora, se prendiamo soltanto questa base qua, possiamo finire il messaggio e basta. Se io metto in pratica tutto quello che eu conosco del libro della parola del Signore, io prospero. Semplice. Non ti ho comandato? Sii forte e coraggioso. Non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Preghiamo.
Preghiamo. Chiedo a quei 2 ragazzi di là perché è importante. Non voglio essere disturbato oggi. Nosso Padre, vogliamo questa mattina camminare con Te. Vogliamo, Padre, in questa mattina seguire la Tua strada, nella Tua parola. Che il Santo Spirito possa riempirci, Padre, con la Tua potenza e la Tua gloria. Guidaci, Padre, guidaci. E che possiamo vedere soltanto la croce di Cristo e l'attenzione verso questa croce. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Que coisa é uma conquista? Que coisa é uma conquista? Prendere qualcosa. E tante volte a conquista è collegata com um grande sonho. Nós abbiamo um sonho, um desiderio, e nós cerchiamo di inserire questo sonho, questo desiderio, in una grande conquista. E tante volte nós stiamo dimenticando a importância de conquistare qualcosa nella nostra storia. Nós stiamo perdendo o senso della importância della conquista, l'importância di camminare in conquistare qualcosa. E a Bíblia ci riempie di tanta storia di conquista e di vittoria. Ou possiamo collegare la parola conquista con prosperare. Tutti noi vogliamo essere prosperi, tutti noi vogliamo avere tante cose, tutti noi vogliamo avere una infinità di cose nella nostra vita e conquistare tante cose. E quando conquistiamo c'è quello senso di realizzazione. Interessante quando una squadra finisce un campionato con lo scudetto, no? Finisce quell'anno, passano 2 giorni dopo quella conquista, sembra che è finito, no? Si deve ripartire da capo, no? E è interessante che nella parola di Dio questo ripartire da capo praticamente non esiste. Perché la conquista che Dio ci insegna è una conquista eterna. Perciò in quel momento il popolo di Israele doveva conquistare una terra. Ma qual è la grande conquista che Dio ci insegna oggi? È la vita eterna. La nostra conquista è eternità. Ossia non è qualcosa che finisce e dopo riparte. È per sempre. Perciò che in quel momento o povo di Israele stava andando verso una conquista di una terra promessa e Dio oggi chiama la sua Chiesa, il suo popolo, a andare in una conquista che è eterna. Perciò che noi siamo stati chiamati oggi a avere delle conquiste che siano eterne. Tante volte noi stiamo sprecando tanto il nostro tempo per una conquista che arriva, finisce e dopo tu guarda. E adesso? Ma quando una conquista è eterna, tu riesci a tenere in mano. Abbiamo studiato questa mattina, no, quello gruppo di studio biblico, la importanza degli ultimi giorni, che tra poco Gesù ritornerà. E noi soltanto possiamo portare in cielo quello che è eterno. E abbiamo cominciato a fare idee come sarà questo giorno, no? Io ho detto a loro, io ce l'ho una idea. La mia idea è che la Terra sta girando. In che modo che la Terra si mantiene in questo universo? Só existe una forza. Qual è la forza che mantiene la Terra a girare ancora e stare qua? È la gravità. Ossia, c'è la gravità del grande Sole, c'è la gravità di tanti pianeti, c'è una perfetta armonia della legge della gravità, in modo che la Terra sta funzionando. Se per caso sparisce un pianeta, che cosa succederà con questa Terra? Sarà succhiata al Sole. In una velocità che è impressionante. Ossia, per finire la nostra storia qua, basta che Dio faccia così in un pianeta. Ciuff! La nostra storia finisce. Perché la nostra esistenza in questa terra dipende di una armonia che Dio creò, in modo che la terra sta girando intorno al Sole e c'è questa gravità dal Sole che attira la terra e gli altri pianeti e crea questo, ma si può finire in qualsiasi momento. Io, il mio pensiero, non vedo questo nella Bibbia, il mio modo di pensare è che questo mondo finirà in questo modo. Chi sono salvi? Eternità. Quelli che non sono salvi goderanno, soffriranno la sofferenza eterna. Perciò noi viviamo qua in questa terra per un solo scopo, una conquista eterna e una conquista di anima a Cristo. Noi siamo stati creati per questo,
Perché altrimenti perché viviamo? Perché tra poco tutto questo finirà. Un dito dalla mano di Dio. Perché Dio ci ha creato per una eternità con Lui, non un'eternità in questa terra. Perciò la conquista che Dio ci sfida oggi è una conquista che ci porta all'eternità e di vedere veramente che cosa significa una anima per Cristo. Abbiamo fatto una bellissima riunione ieri tutta la giornata, abbiamo cominciato alle 10 fino alle 5 qua, e abbiamo lavorato quali sono i modi che staremo lavorando come Chiesa per quale obiettivo? Conquistare anima a Cristo. Solo per questo. Abbiamo chiarito ieri alla Chiesa, io, Pastor Sandro e la Isaura, in che modo la Chiesa deve lavorare, in che modo staremo lavorando, in che modo sarà la nostra impronta con la Chiesa, perciò che la Chiesa possa sapere in che modo staremo su questo binario per arrivare alla conquista di anime. Perciò che ieri abbiamo chiarito tanto le dubbi alla Chiesa che cosa farà ogni ministero verso le conquiste delle anime. Perciò che il primo passo di questa chiamata di Dio è una chiamata che Dio ci fa. Dio ti ha chiamato. Dio mi ha chiamato. Dio ha chiamato questa Chiesa. La opera appartiene a Dio e perciò che Dio fa una chiamata personale. Tu ce l'hai una chiamata divina? E tante volte noi pensiamo, non sono pastore, non sono ministro, bla bla bla, non ce l'ho una chiamata. Tutti noi abbiamo una chiamata. Tutti noi Dio ha inserito nel nostro cuore una chiamata. Tu ce l'hai questa chiamata? Tu riconosci? E qual è la tua chiamata? Che cosa tu stai facendo com questa chiamata? Potete immaginare Giosuè in quel momento con una chiamata e Giosuè dice no. Lui perde la storia. E forse Dio poteva chiamare, va bene, Caleb sarà o chiamato. E Dio sceglierà l'altra persona. Perciò tutti noi abbiamo una chiamata specifica per un progetto di Dio, un sogno di Dio, per l'eternità di tante persone che sono intorno a noi. Perciò che la parola che Dio usa in questa chiamata a Giosuè è una, alzati, alzati, comincia a muoverti. O senso della chiamata è uscire dal posto del luogo dove io sono. O senso della chiamata è una sfida che è lo stesso Dio che ci inserisce no nostro cuore. Deuteronômio 34:9, quello che abbiamo letto prima. Giosuè, figlio di Nun, foi pieno di spirito di sapienza. Perciò che la chiamata di Dio è verso quelle persone che sono piene dello Spirito Santo di Dio. Tutti noi abbiamo una chiamata. Ma chi si alza è quello che ha la pienezza dello Spirito Santo. Chi sta lavorando è quello che sta con la responsabilità nella pienezza dello Spirito Santo di Dio. Perciò alzati, alzati. Atti capitolo 6, versetto numero 3 anche una chiamata. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini di quali abbia buona testimonianza e pieni di spirito e sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Questa Chiesa è una chiamata. E questa Chiesa manifesterà questa chiamata quando sarà una Chiesa piena dello. Una Chiesa piena dello Spirito Santo manifesta la chiamata divina nell'eternità. Una vita piena dello Spirito Santo manifesta questa chiamata di Dio. Nós stiamo perdendo tanto tempo quando nós stiamo pensando nel nostro modo di essere, nei nostri pensieri. E stiamo dimenticando che noi abbiamo una chiamata. E la presenza, la pienezza dello Spirito Santo è che mi fa agire verso questa chiamata di Dio. Nós siamo dei responsabili a manifestare questa pienezza dello Spirito Santo di Dio. Tra 2 settimane, mi sembra, Pastor Sandro já fatto lo studio bíblico e abbiamo definido lo studio della settimana. E sarà la pienezza dello Spirito Santo. Questo famoso dono dello Spirito Santo, questa famosa pienezza dello Spirito Santo, questo Spirito Santo che entra nel cuore di una persona e veramente trasforma e fa una nuova creatura. E questa persona comincia a fare e agire in un modo spirituale verso tutto quello che fa, perché obbedisce a una chiamata. Tu hai una chiamata di Dio, alzati, agisci, abbandona la tua poltrona, la tua TV, il tuo conforto, alzati, perché Dio ti sta chiamando a una opera eterna, perché tutto quello che tu ce l'hai oggi, tra poco
finirà. Ma quando tu stai cominciando a conquistare le cose eterne, tra poco continuerà. Perciò che Dio mi chiama oggi a delle conquiste che sono eterne. Ieri abbiamo pregato qua tantissimo e abbiamo pensato tantissimo nei nostri, chi era presente qua, si ricorda? I nostri giovani. Dove sono i nostri giovani? Dove sono? Ieri eravamo soltanto 2 giovani, dove erano gli altri? Dove è la responsabilità? Dove è la pienezza dello Spirito Santo in questi ragazzi? E dove è la pienezza dello Spirito Santo nei genitori per lavorare con i ragazzi in modo che loro siano pieni dello Spirito Santo a conquistare anime e conquistare la propria casa. Perciò la nostra conquista è eterna. Noi abbiamo questa chiamata di Dio. Esce del tuo posto, esce del tuo conforto. Dio ti chiama non per un riposo, Dio ti chiama per lavorare. Dio ti chiama per il lavoro. Perciò che Dio usa tanto l'espressione fatica, lavoro, opera, servizio, perché la opera di Dio non si fa in questo modo. La opera di Dio non si fa in questo modo. La opera di Dio si fa con fatica, è con servizio. Se noi vogliamo vedere Ele anima davanti a Cristo Gesù, davanti alla croce di Cristo Gesù, noi dobbiamo alzarci, noi dobbiamo uscire do nosso posto de conforto e pagar um alto preço. E tante volte pensiamo, o alto preço Cristo pagou per me, ok, e adesso mi sdraio qua e basta. Io pago um alto preço, perché la mia morte è la risposta a quello che Cristo ha fatto per me. La mia chiamata esiste, alzati e vá, perché la visione della battaglia è la conquista delle anime. Perché stiamo cominciando una chiesa corneliana? Perché qual è l'obiettivo? Solo uno. Conquistare le anime delle persone intorno a Corneliano. A Corneliano. Perché Pastore Sandro oggi a Marghera? Perché sta con l'obiettivo di conquistare anima in quella zona di Marghera. Perché oggi io andrò a Padova? Perché stiamo cercando di vedere le anime a Padova. Perché dobbiamo uscire del nostro luogo? Perché Dio ci ha chiamato a questo. La Chiesa oggi è la Chiesa chiamata a fare questa strada e questo progetto. La Chiesa nel suo conforto non funziona. Noi siamo chiamati a rimboccare le maniche e a lavorare e a servire. Secondo punto di questa storia qua, sta anche no versetto numero 2. Dio che ama e ti dà una ordine. La chiamata di Dio non è fare quello che io penso. La chiamata di Dio è fare quello che Lui vuole. Dio mi chiama e dice quello che io devo fare. Alzati e adesso attraversa questo Giordano e va a conquistare quella terra, ok Giosuè? Alzati e esce di questo posto. Alzati e va. Perciò la ordine viene da Dio. Perciò io devo avere questa intimità da Dio per capire la chiamata, ma anche non soltanto capire la chiamata, ma dove io devo andare. Che cosa Dio ti ha chiamato a fare? Qual è il tuo obiettivo qua? E tante volte noi pensiamo, ma io non lo so qual è la mia chiamata. Tu lo sai. Qual è la tua chiamata? Dove tu sei oggi? Qual è il tuo posto di lavoro? È di là. Dove tu abiti? È di là. Dove Dio sta aprendo i tuoi occhi? È di là. Dove sono le persone che tu sta avendo contatto? È di là. Ou seja, Dio ti dà una chiamata e già ti dà una ordine, ti facendo vedere dove tu devi andare. Apri gli occhi e vedi con gli occhi di opportunità di conquista di anima. Perché tante volte noi entriamo in un posto e nós stiamo pensando di come approfittare quelle cose per noi. Ma non è così che funziona. Quando estou dentro di una chiamata, eu entro dentro di un posto e o meu sguardo é pensare che cosa io faccio per Dio qua, per conquistare una anima per Cristo qua. Dio mi chiama e già mi dà questa ordine verso di Lui e verso le persone intorno a me, perché non sono io la persona più importante in questa storia, è la persona che è davanti a me. Lo importante è l'obiettivo di Dio, e l'obiettivo di Dio è conquistare anima e portare questa anima in cielo. Qual è la tua chiamata? Qual è la tua ordine che Dio ti ha dato? Qual è stato il comandamento di Dio verso di te? Tu lo sai? Dio mi chiama
e Dio mi dà un comandamento molto specifico e chiaro. Non è per me, è per Lui e soprattutto per le persone che io trovo davanti a me. Io non posso continuare la mia vita qua a perdere delle opportunità di manifestare la gloria di Dio. Quante persone já sono passate davanti ai nostri occhi? Quante persone já sono passate davanti a noi e noi non abbiamo condiviso questa chiamata? E tra poco noi arriveremo in cielo. Noi arriveremo in cielo. Ma il sangue di quella persona sarà richiamato da chi? Ezechiele? Da me. Se la mia bocca non è pronta a annunziare il nome di Cristo Gesù, e le persone passeranno qua, questo sangue, la responsabilità è mia. E il prezzo è alto. È il prezzo della croce. Perciò l'obiettivo è andare delle persone e parlare di Cristo e fare vedere la gloria del nostro Dio. Il terzo punto di questa storia è che esiste una chiamata, esiste un comandamento, ma esiste una promessa. La promessa è che quello che Dio fa si adempirà. Dio mi chiama per una opera, Dio mi dà un comandamento e adesso quello che io delle sfida succederà. Perciò che quando Dio mi dà una storia, io so che quando io entro in questa storia succederà quello che io devo fare. Perciò la chiamata di Dio è collegata a una obbedienza che è collegata a che succederà tutto quello che io farò. Perciò se Dio mi ha dato una chiamata, un esempio, adesso dobbiamo cominciare una chiesa corneliana, un esempio più vicino a noi adesso. È questa chiamata di Dio. Andiamo di là in questa chiamata, che cosa succederà? Dio manifesterà la sua gloria, perché la opera è sua. È sua. E Dio vuole soltanto usare la mia vita, un privilegio mio, perché Dio mi ha scelto per fare questa opera, un privilegio tuo, nostro, perché Dio ti ha scelto a questa opera, ma Lui farà questa opera, perché è una promessa sua, e tutte le promesse di Dio si adempiranno. Tu riconosci questo, che Dio ti ha chiamato, ti ha scelto, e ha scelto te per questa opera. E se ha scelto te, questa opera succederà. E se ha scelto te, tu devi fare parte di questa storia. E tu vedrai le grandi cose che Dio farà tramite la tua vita. Dio non sprecherà la tua vita quando tu sarai in obbedienza a questa chiamata. Dio ti chiama, ti dà un comandamento e dirà: questo succederà, perché la opera è mia. Io non posso perdere i privilegi di una chiamata divina e di vedere Dio lavorando con i miei propri occhi. È quello che Dio fa con noi. L'altro punto está no versetto número 5 di questa storia. La promessa di una grande vittoria. Perché la opera è di Dio. E Dio che cosa dice? Nessuno ti resistirà. Promessa di vittoria. Ti piace la conquista? C'è una pubblicità in Italia che si dice vincere facile, no? E mi piace quella pubblicità, di vedere quel modo che loro usano. Ma sembra che lavorare con Dio è in questo modo. Non che sia facile vincere, ma che c'è la vittoria. Non che sia facile conquistare una anima per Cristo, ma c'è la vittoria. Non che sia facile stabilire una chiesa in un posto, ma c'è la vittoria. Non che sia facile fare qualcosa all'opera di Dio, ma c'è la vittoria. Perché quando sto camminando in questa opera di Dio, nessuno può resistere. Che cosa dice in Matteo capitolo 16, 18? Anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno. È promessa. La chiesa che avanza, conquista. La chiesa che avanza, vittoria. La chiesa che avanza, conquista tutto quello che Dio sta sognando. Perciò Dio dà una chiamata al suo popolo. Dio dà un comandamento al suo popolo. Dio dà la promessa che sono io con te. E Dio garantisce la vittoria.
Eu não posso entrar em questa história. Eu só não entro em questa história se eu não penso nella eternità em Cristo Jesus. Perché è stupendo entrare na história com a conquista, com a vitória, in mezzo alle battaglie. É estupendo entrar em questa história perché Dio ti dà una promessa e garantisce questa sua presença. É a certeza que Dio está com nós. La opera é sua, la opera di Dio. E quello che Dio sta dicendo a tutti noi, esce il tuo conforto, esce il tuo sogno di conquista nella terra e cominci a aprire i tuoi occhi sull'eternità, perché la nostra vita non è qua. E cominci a portare le anime alla mia conoscenza, in modo che io possa gradire di quello che ho fatto con mio figlio sulla terra. E le persone possono riconoscere che Gesù è il Signore. È la vittoria, è la conquista. Perciò che Dio ti dà questa garanzia. Quinto ponto. E qua ribadisce 3 volte questo punto. Forza e coraggio. Perché forza e coraggio? Perché è una opera completamente fuori dalla nostra mentalità della terra. Perché è una opera completamente fuori del mio modo di pensare. Eu devo avere forza anche contro me stesso. Eu devo avere un coraggio anche contro me stesso. Perché io stesso sto combattendo contro questo. Perché anch'io non riesco a capire, neanche io riesco a credere in questo. Perciò eu devo avere una forza contro me stesso, un coraggio contro me stesso, per svuotare da me stesso di tutto questo vuoto che esiste nella mia idea di pensare su questa mentalità di Cristo, eternità, in modo che eu possa avere la forza e il coraggio adesso di affrontare anche un mondo che pensa o contrário di quello che Dio pensa. Perché tante volte sto camminando nella strada di questo mondo, nella mentalità di questo mondo. Ma Dio sta dicendo forza e coraggio, perché la resistenza sarà grande, perché la resistenza sarà molto forte, perciò eu devo avere forza per vincere, devo avere il coraggio per aprire la mia bocca, eu devo combattere. E perciò che Dio ribadisce in questo 9 versetti qua 3 volte, forza e coraggio, perché noi non è semplice questão delle battaglie, perché tante volte avrà mancanza di appoggio, mancanza di sostegno, e chi lavora nella opera di Dio sa molto bene, avrà la solitudine, avrà l'abbandono completo, sembra che i nostri valori sono completamente sbagliati. Oggi stavo condividendo, né? La Patrícia qua, não? E lei mi ha fatto una domanda, pastore, ogni volta tu hai o dúvida di quello che tu credi? E eu ho detto a Patrícia, ok, posso criare un scandalo agora, adesso, e anche davanti alla chiesa. Ogni volta eu arrivo a casa e eu comincio a dubitare se veramente la fede esiste. Perché eu comincio a pensare, sabe quel ragionamento umano? Ma será che tutto quello che sto investendo o meu tempo è vero? Será tutto quello che sto investendo o meu esforço è vero? Perché sembra che le persone non vogliono essere cambiate. Ma dopo eu comincio a riflettere. No, è vero. Eu ricordo della mia vita, eu ero così. E per essere così oggi è stato un miracolo di Dio. Eu comincio a ricordare delle persone che sono intorno a noi qua, quello che erano e quello che sono oggi. È un miracolo di Dio. Eu comincio a riflettere adesso, eu penso, eu ho detto a risposta a Patrícia ao gruppo, io ho di dubbio, ma quando viene il dubbio, eu comincio a ricordare di tutto quello che Dio ha fatto. Io ho la certezza di quello che io predico è vero. Eu sono sicuro di quello che sto pregando a mio Dio è vero. Eu sono sicuro che quando apro la parola di Dio, la Bibbia, quella parola è vera. Eu sono sicuro di questo. Eu dico ao diavolo, via, perché questo non proviene da Dio. Fuori, non accetto questo. In quel momento eu posso riposare in pace. Ma io confesso alla Chiesa, perché tante volte viene questo dubbio. E sicuramente tra poco verrà questo dubbio, ma io devo di nuovo ricordare tutto quello che Dio ha fatto nella mia vita. Tutto quello che Dio ha fatto nella vita delle persone intorno a noi. Io credo in un Dio potente. Perciò se eu credo in questo Dio potente, devo avere forza e coraggio di continuare a trasmettere in una generazione che non crede. Una generazione che abbandona questa fede.
Una generazione che è entrata in una paralisia spirituale. Io devo continuare a avere il coraggio di aprire la mia bocca e annunziare e proclamare. Io devo avere la forza di mantenere la mia vita salda in Cristo. Perciò che Dio chiama Giosuè, la conquista è grande. Forza, coraggio. Chiesa di Dio, la conquista è grande. Forza, coraggio. Alzati, vá com força e coragem, perché dovete trovare tante difficoltà, ma la vittoria c'è, e mi basta la vittoria. La battaglia non mi serve, quello che mi serve è arrivare e sapere, sono arrivato, c'è la vittoria, mi basta. Io sempre dico, cominciare una opera è semplice, mantenere una opera non è tanto semplice, finire una opera, sono pochissimi che finiscono. Cominciare un lavoro qua, semplice, adesso cominciamo uno studio bíblico, domani, un esempio, Apocalisse. Cominciamo Apocalisse, ok, saremo domani qua umas 70 persone. Quando finirà tutto o curso de Apocalisse, sarà Pastore Sandro, spero che lui sarà presente, Pastore Sandro e più 7 persone. Perché cominciare è veloce, continuare, finire è l'altra storia. Ma finisce soltanto quelli che sono coraggiosi e forti. Finisce soltanto quelli che sono impegnati. Finiscono soltanto quelli che credono nella vittoria. Perciò che non si può abbandonare questo. Avere forza e coraggio. Perciò che Gesù è arrivato fino alla fine, fino alla croce. Tanta battaglia. E può darsi quello Gesù, o uomo lá, ha pensato e guardava Pietro, guardava quel personaggio, quell'altro. E per questa persona, e va. E Paulo è arrivato a Roma fino alla fine, con vittoria. E tanto naufragi, tante difficoltà, tanto nemici, tanti problemi, ma è arrivato fino alla fine. E dopo dice, la mia carriera è finita. La fede è mantenuta. E basta. È in questo senso. Perciò se Dio mi dà la garanzia della vittoria, mi dà la garanzia che io devo essere vincitore con forza e coraggio. Una forza che soltanto viene dal soprannaturale di Dio. Una forza e un coraggio che soltanto viene da Dio. Perché la nostra volontà umana qual è? Nel primo sguardo che mio fratello ha fatto, che la mia sorella ha fatto, la prima parola che mio fratello e la mia sorella hanno detto, basta! Ma quando viene dal Signore quella forza e quello coraggio, se Lui ha detto qual è il problema? Io vado. Mio obiettivo non è qua con questa persona, mio obiettivo è con Dio. Io vado, perché la forza e il coraggio viene dal soprannaturale di Dio. E è questo che deve essere la mia storia. Perciò che Dio stava parlando a Giosuè, coraggio. É coraggio quando eu não riesco. É coraggio quando os objetivos sono troppo grandi e lontano. É coraggio quando sembra che una idea è contraria alla maggioranza. É coraggio quando non riesco a inserire i princípi in quel momento, ma devo. É coraggio per scappare del peccato. É coraggio per scappare di tutto quello che impedisce. É coraggio per não adattar-se a quello che o mundo te insegna que é normale. É coraggio. Sexto princípio está no versetto número 7. Versetto número 7, pode inserir qua. Solo sei molto forte e coraggioso, abbi cura di mettere che cosa? Cara, stiamo parlando qua da tanto tempo su questo. La grandezza, la bellezza, la ricchezza, la potenza della parola di Dio. Ieri abbiamo parlato qua in che modo staremo lavorando con la parola di Dio. Avremo 2 studi biblici lunedì qua, Apocalisse e anche delle famiglie. Faremo intervista una settimana e l'altra settimana a Corneliano. Se tu non hai potuto venire a Treviso quella lunedì, puoi andare a Corneliano che sarà lo stesso studio. Se tu non hai fatto a Corneliano, vieni a Treviso, sarà lo stesso studio. Ou se stiamo preparando curso di teologia, stiamo preparando tanti corsi, stiamo lavorando com o livro di Atti, adesso il piccolo gruppo. Ou seja, la Chiesa adesso ha un menu completo, non posso dire completo, ma intenso della parola di Dio. Tu fai parte di un gruppo di studio biblico della parola di Dio. 2 persone hanno detto amém? 3. Carissimi,
Se io non riesco a avere tempo per un piccolo gruppo, se eu non riesco a fare un corso, se eu non riesco a fare l'altro corso, c'è qualcosa che non è la mia priorità. E se a parola di Dio non è la mia priorità, eu non arriverò alla vittoria. E se eu não arriverò alla vittoria, la prosperità non esistirà. E se a prosperità non esistirà, eu sarò una persona insoddisfatta. E se eu sou uma pessoa insoddisfatta, eu sou uma pessoa sempre lamentosa e triste. Perciò, quando a parola di Dio fa parte, la vittoria fa parte, la prosperità fa parte, la ricchezza fa parte, la grandezza di Dio fa parte, la conquista fa parte, la gioia fa parte, perché la parola di Dio che cosa è? È vita. E se questa vita non è priorità, che cosa è la priorità nella mia vita? È qualcosa che mi porta alla morte. È quello che insegna la parola. Perciò che Dio sta dicendo a Giosuè, ok Giosuè, va a conquistare, ma non dimenticare di mettere in pratica tutto quello che io ti ho detto. Chiesa, per le conquiste e la vittoria, noi dobbiamo mettere in pratica che cosa? È la parola di Dio. Efesini 4:7. Non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri. I loro pensieri sono più alti della parola di Dio. Un modo di giudicare dei pagani era più alto della parola di Dio. Non siete come loro. La parola di Dio di sopra i tuoi pensieri. Perciò che Mosè parlava così, poiché questa non è una, Deuteronomio 32:47, poiché questa non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra, che cosa è scritto qua? È la vostra vita. Per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese per quale andate a prendere possesso passando il Giordano. Questa parola di Dio è la nostra vita. Io devo dare priorità a quello che è prioritario. Se eu não estou dando priorità a quello che è prioritario, estou perdendo o senso della mia vita. Il senso della mia vita è nella parola di Dio. È questa la priorità della mia vita. È la parola di Dio. Abbiamo parlato ieri dei giovani e anche degli adolescenti. Io, Nicolas non c'è oggi? Io, Nicolas, o Stefano, abbiamo parlato ieri. Noi siamo pronti e disponibili se um adolescente, um jovem não há tempo. Io sono qua. Può darsi alla mezzanotte per studiare la parola di Dio. Io ho inserito a un giovane, ok, pastor, non ce l'ho tempo sulla parola. Ok, va bene. Io ti inserisco tutti gli orari che io posso stare con te. Io ho messo compreso alla mezzanotte, a luna di notte, io ho inserito a tu. E adesso tu puoi venire a studiare la parola di Dio? Sto aspettando finora la risposta. Ou seja, se eu não inserisco como priorità studiare la Bibbia, eu non ce l'ho la vita. Carissimi, è la parola di Dio che trasforma e cambia la mia vita. Se la parola di Dio sta sopra i miei pensieri, sopra i miei pensieri. Perciò Dio ha lasciato a Giosuè, tu vai conquistare quella terra, ok, ma mettere in pratica la parola di Dio. Mettere in pratica questa parola. Noi abbiamo tanti studi della parola di Dio e il mio sogno è vedere che la Chiesa sia 100% presente in questo studio della parola di Dio. E noi andremo ovunque sia per predicare e portare e insegnare questa parola di Dio. Basta desiderare. Basta avere fame per la parola di Dio. Basta avere sete per la parola di Dio. Basta questo. Siamo presenti. Non importa il tempo o la distanza. Se c'è una persona con fame della parola di Dio, potete contare su di noi, perché vogliamo insegnare questa parola. 7 punto. Está no versetto numero 7 ancora. Non sviare alla destra, neanche alla... Che cosa è sviare? Sto guardando la croce e quando sto guardando quella croce cerco di fare così. O così. Che cosa succede? È come una Ferrari in l'autostrada a 300 km all'ora e sto guardando quell'autostrada e faccio così. Quando um cristiano está guardando la croce, não perde tempo alla destra neanche alla sinistra. Ma se fa questo giro, perde la croce e può perdere la vita. Perciò che Dio ha lasciato a Giosuè questo punto importante. Non sviare alla destra neanche alla sinistra. Perché quando tu sviare alla destra e a sinistra,
qualcosa ti attirerà l'attenzione. Chi si ricorda di Daniel? Di Davide? Doveva stare lavorando nel combattimento? Dove era lui? Ha fatto un sguardo per una bella donna. Si è perso. Quanti uomini e donne hanno fatto un sguardo sbagliato per uno o per l'altra e hanno perso completamente la testa? E sono persi. Perché hanno tolto la croce. Hanno guardato dove non dovevano guardare. Quando nós sviamo i nostri occhi, é perché stiamo cercando fuori dei principi di Dio qualche valore per la nostra vita. E si perde la gioia. E si perde quella passione. C'è un testo in Galati che mi piace tantissimo, Galati 5,7. Galati 5,7. Avanti. Trovato? Voi, che cosa stava facendo? Correvate bene. Chi vi ha fermati perché non obbedite alla? Tu stava facendo un lavoro stupendo, tu stava molto bene, tu stava... Ma che cosa è successo con te? Che cosa è successo? Perciò che Dio ti dà questo consiglio a Giosuè e ti dà anche a noi. Tu stava facendo l'opera molto bene. Che cosa è successo con te? Tu non stava neanche camminando molto bene, tu stava correndo molto bene. E è interessante come Apocalisse parla che io devo fare un'analisi della mia vita e vedere dove ho finito la mia strada, dove ho battuto la mia faccia, dove sono andato a battere la mia testa. Dove è successo questo? Ricordati, e ritorna a fare le opere di prima. Tu stava molto bene, che cosa ti è successo? Ritorna, ritorna. E basta di guardare alla destra e a sinistra, guarda la croce e guarda i principi di Dio e comincia a camminare in questo principio di Dio che ti porta all'eternità, vita. Che cosa ti ha attirato l'attenzione? Che cosa ti ha attirato? Sicuramente qualcosa che era del mondo e non era qualcosa che era eterno. E quando qualcosa del mondo mi attira l'attenzione, io perco il valore di quello che è eterno, che è Cristo Gesù. Perciò che o consiglio per conquista è non guardare alla destra neanche alla sinistra. Numero 8. L'ultimo punto. Io sarò con te e non ti abbandonerò. Questa è una delle frasi che a me, no meu cuore, è quello che mi conforta e consola. Io sarò con te e non ti abbandonerò. Perché quando tu ce l'hai una chiamata, tu obbedisci questa chiamata, tu ce l'hai un comandamento, tu obbedisci a questo comandamento, tu cominci a inserire tutti i principi della parola, tu cominci a guardare fisso su questo principio, tu vedrai che io sarò con te e non ti abbandono mai, perché la vittoria ci sarà. Perciò questo Dio ti lascia questa promessa. La cosa importante è che la persona di Dio sarà con noi, è una certezza. Io non ti abbandono. Io sarò con te. In questa conquista, Giosuè, in questa conquista, Chiesa, in questa conquista, Caio, io sono con te e io non ti abbandono e la presenza di Dio è quella che mi basta mentre io sto correndo in questa strada. Perché se eu svio, eu não riesco a sentire questa presenza. Ma se o meu sguardo è verso Dio, io riesco a sentire la presenza di Dio oggi e sempre. Perciò che Dio mi lascia questa promessa, io non ti abbandonerò e non ti lascerò. Io sarò sempre con te. E questo porta che cosa nella nostra vita? Pace. Questo porta che cosa nella nostra vita? Sicurezza. Questo porta che cosa nella nostra vita? Una tranquillità. Questo porta che cosa nella nostra vita? Serenità. Io adesso non mi preoccupo con nulla. Perché se c'è Dio, basta. E questa è la bellezza di camminare con Dio. La bellezza di seguire Dio. Della bellezza di obbedire Dio. Perché quando noi cominciamo a vedere delle preoccupazioni, di instabilità, di insicurezza, è perché stiamo abbandonando questa certezza e sicurezza che è Dio. Perciò non preoccupatevi con nulla, perché io sono con te. Io non ti abbandonerò. Perciò la vittoria è garantita, perché io sono con te. Chiesa,
Dio ci ha dato una chiamata. Vogliamo? Andiamo? Andiamo? Corriamo? Vogliamo la vittoria. Ma dobbiamo obbedire a questo Dio e camminare con Lui. E che la parola sia sempre inserita nel nostro cuore. In questo modo, carissimi, noi vedremo le grandi cose che Dio fa nella nostra storia. È la conquista di una terra. È la conquista di anime. Dipende da noi. Dipendeva di Giosuè. Non era una persona perfetta, ma ha obbedito. Noi non siamo perfetti, ma dobbiamo obbedire. Preghiamo.